Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi andiamo di collezione comendiana con Magic the Gathering. Qua faccio vedere un po' i box, gli ultimi box presi, diciamo, da quando ho cominciato a fare la collezione anche di questi bundle. Eccolo qua, questo è un altro, mi fa un po' schifo il fatto che gli ultimi due, New Capenna qua e Kamigawa, sono più piccoli, ma va bene. Qui sono i due Secret Lair che con l'unico pop di Magic che ho di Jace Beleren, che è anche uno di quelli che sta più sul cazzo, però non ne ho trovati altri. Ok raga, allora adesso andiamo a vedere tutte le carte, i deck box, le carte per proteggere le cose, le sleeve là, tutte queste cosine qua. E mi sono dimenticato di dire come si dice, sul della Gazzetta dello Sport che ci sarà una seconda parte con altre Gazzette dello Sport, ma questa è un'altra storia. Adesso siamo su Magic. Allora raga, questo è il mio covo di Magic, come tutte diciamo la collezione più importante, tra virgolette, anche se assolutamente raga non è una collezione per chi è esperto, non è né di un valore incredibile né cioè, i pezzi grossi purtroppo non mancano, anche perché tanti ce li ho, cioè tutti i pezzi grossi ce li ho su MTGO, su Magic Online. Diciamo che tra Magic Online e il cartaceo, contando anche tutta la palta che non faccio vedere perché ho praticamente altri 8 quaderni così, tra artefatti, carte bicolore e carte bianche, rosse, verde, nere e blu, avrò circa 20.000 carte tra cartacee e online. Oggi vediamo tutta la parte cartacea. Prima di vedere le carte voglio far vedere che io colleziono anche i deck box perché sono una persona con dei problemi ragazzi, eccoli qua. E queste sono tutte quante le Dragon Shield, diciamo, per proteggere le carte, diciamo quelle con le illustrazioni più quelle colorate, e ne ho parecchie raga, perché bisogna collezionare tutto, questo è l'obiettivo. Accumulatore compulsivo. Ok, qua abbiamo due tappetini, qua un altro deck box, qua abbiamo tutti i dadi, sono fondamentali, e qua abbiamo altri, aspetta un attimo, abbiamo anche, aspetta che poi c'è qua il mio colore preferito in assoluto, il Copper, dovrebbe essere rame mi sembra, insomma, dire una cagata, il cagatone comendiano, e qua abbiamo tutta la collezione di deck box e Dragon Shield. Ecco qua c'è tutta la palta, eccoci qua, paltona comendiana. Adesso vediamo i quaderni, ci vorrà un po', ripeto, io metto sul quaderno anche carte che per me sono importanti, nel senso che hanno un valore per me, ma valgono 10 centesimi, perché ripeto su Magic poi il cartaceo proprio per me vale la carta quando l'ho giocata, con chi, sta robe qua, rispetto al valore effettivo della carta come importo. Ok, adesso cerchiamo di capire per non morire come poter registrare il tutto, perché sto in piedi, ciao. Vabbè, qua abbiamo le terre, tutta la mia collezione di terre. Eccoci qua. Qua abbiamo tutte le pianure. Ce ne sarà qualcuna che si come si dice, ripete, ma è difficile metterle tutte, diciamo. Allora, queste bellissime, le ultime sono stupende. Ok, purtroppo da seduto faccio fatica, devo stare in piedi. Foreste, scusate un attimo, eccoci qua. Allora, forestone, cioè queste la maggior parte non valgono niente, però mi piace tenerle tutte in ordine, quando poi mi serve per montare un mazzo ho tutto a portata di mano. Ok, qua andiamo con le paludi, ce ne sono certe bellissime, non posso stare, questa però ho trovato già un errore, perfetto. Adesso mettiamo anche a posto in diretta, eccoci qua. Qua abbiamo le paludi e ci prendiamo queste e la mettiamo lì, così riordiniamo anche in diretta e in esclusiva. Ok, un attimo solo ragazzi. Ok,
Boh, andiamo avanti. Allora, passiamo alle paludi, che sono tra le più belle a mio parere. Poi abbiamo le montagne, eccole qua, montagne cumendiane. Eccoci. Diciamo quelle full art sono le più belle, anche ecco, le isole, che ecco, diciamo, il mio colore preferito, se possiamo dirlo, però come terre ci sono certe che sono veramente meravigliose, tipo ecco, anche un disegno così fa impazzire a me. Guarda questa qua. Ok. Buono. E adesso abbiamo le terre, che è una cosa più semplice da far vedere. E ok, queste sono le terre base del cume. Boh, mettiamo qua. Adesso vado in ordine dal quaderno meno pregiato al più pregiato, diciamo così. Però se non sto seduto, fioi. Ciao. Allora, non si posso far così magari. Ah, ok. Ecco qua abbiamo, diciamo, gli angeli meno nobili, che sapete che sono le mie creature preferite, angeli e elfi, però gli angeli in assoluto i primi. Qua invece so che spreco spazio, però per tenerle meglio possibile non metto fronte e retro. Sono pazzo, lo so. Ok. Qua diciamo è più per, come si dice, collezione mia, nel senso, queste sono carte per esempio che non ho neanche mai usato praticamente, però mi piacciono. E per me insomma, che se non valgono un cazzo dal punto di vista economico, valgono per me, ed è quello che conta. Beh, qua il tumulto Kitkin, questa la amo, sta foil qua. Qua abbiamo un po' di Kitkin, che è un'altra creatura che amo, un po' di nanetti. Ok. Poi sono carte anche con arte particolari, diciamo carte non di valore economico, non di un valore di forza che ho giocato, ho fatto mazzi con queste carte, però sono belle e non posso non metterle, diciamo, nel quadernone. Qua abbiamo le bianche, finiscono qua, poi abbiamo le verdi, anche qua carte, sto cercando di capire se sono carte che hanno... Ecco, beh, per esempio Regina di Calabroni, questa l'ho giocata anche, questa è una bella... Anche il Domatore dei Possenti su un mazzo dinosauri che ho fatto. Chiaramente la maggior parte è con cartaceo, sono tutti mazzi for fun, anche mazzi tra virgolette illegali, però diciamo con delle regole nostre, tipo non so, io ho una passione per una carta che poi faccio vedere che non esiste, nel senso non puoi giocare su Magic, però io la metto magari con dei paletti, perché è bello divertirsi così, dopo chiaramente per giocare seriamente c'è MTGO. Beh, qua per esempio ho messo il Batman, come lo chiamano, Vampiro Falco Notturno, ne ho in 50.000 copie, ne ho messo anche qua, anche Child of Night, altra carta per me storica, eccola qua, Figlia della Notte, poi vediamo, qua abbiamo un po' di demoni, questi qua sono demoni ingiocabili, o comunque... insomma più da collezione, però anche i demoni mi piace. Beh, Signore del Banchetto è il primo demone pre-comprato, ciao fiori, me lo godo. Rado del Tormento è supremo demone della depravazione, demone della profanazione. Qua abbiamo anche demoni comunque cazzotti, qua abbiamo ancora un po' di zombie, cose così. Sono delle veloci perché sono tante carte, se no veramente femo notte. Qua tutte carte dal disegno, insomma dall'arte stupenda, che non si potevano non mettere. Andiamo con le rosse. Qua abbiamo anche un po' di dinosauri, che ho fatto il mazzo dinosauri, bellissimo. Grim Lavamancer, questa carta importante, carta che ho giocato più volte. Speriamo si capisca qualcosa. Questa drago appena nato, comprata, ne avevo altre 10 copie che non sapevo di avere. Crociato di Acro, sai che sono le prime carte prese rosse, perché avevo comprato anche carte, insomma, un po' così. Questa è la carta Bode, la chiamo. Mazzolatore Taurino, carta che piaceva molto al Bode. Adesso il Bode gioca poco, gioca più perché mi ha tradito il piccolo Bode. Salutiamolo, Bodelli. Ok. Poi qua abbiamo le blu. Grande architetto, questa carta mi piaceva un sacco, questa carta. Qua abbiamo Cucciolo di Kraken, Anna di Ravnica. Per tutte carte che mi piacciono, ma che ho giocato quasi nessuno, però. Questo era di un mazzo pesci che avevo fatto così, ribattezzato mazzo amicizie. E il bello di Magic è proprio questo, poter giocare anche
non competitive, ma proprio la cazzo. Qua abbiamo delle carte, diciamo, a biotricolore, sì, multicolor, diciamo. Mimic notturno, questo è forte. Bevitrice dei tributi, anche questa carta che uso molto cioè un bianco o nero dove guadagno punti vita e li perde il mio avversario. Spike Jester, carta storica, ciao. Questa carta fortissima. Crumiri della cucina. Queste sono carte che più piacciono a me, ma diciamo, forse che questa ho giocato un po', Divinità dell'orgoglio. Poi abbiamo qua un po' di piloti nani, dinosauri, esattore dei peccati, altra carta che ho giocato in bianco e nero. Qua un verde blu, che però non è, cioè sì, ne ho giocate, però niente di che. Mago della Gilda di Vizcopa, questa mi piace un sacco, grande carta. Anche qua per il verde e bianco un mazzo mio storico, uno dei primi fatti a 2 colori. Ok. Questa mi piace un casino, Steward of Valeron, bellissima questa foil anche, mi piace un casino. Ripeto, nessun valore economico, solo un valore per me effettivo, che è quello che conta alla fine, secondo me. Beh, Lupo da guardia, una delle primissime carte mai trovate su Magic, su un mazzo. Ciao. Di Ravnica per me è l'inizio di tutto, è l'inizio di tutto. Questa è un'altra carta che amo. Anima Celso del Crepuscolo, sempre in un mazzo mio verde e bianco, uno dei proprio primi mai creati dal piccolo Cuba. Qua ce ne sono un casino, potrei elencarle tutte, ma se no ci mettiamo 10 ore. Attivista rinnegato, altra bellissima carta. Andiamo un po' avanti. Qua abbiamo carte più dall'arte particolare. Emissario di Drana, altra carta al nero bianco. Qua possiamo andare un po' avanti. Anche qua carte tutte messe per l'estetica. Sono le ultime carte queste uscite qua, poi abbiamo delle terre. Abbiamo le terre, diciamo, doppie, anche qua abbiamo carte anche di valore, mi sembra. Adesso non vorrei dire cavolate. Beh, Rolling Wilds ne abbiamo tipo 70.000 di tipi diversi. Qua vediamo se abbiamo qualcosa, diciamo, di particolare. Allora, mi sfuggerà qualcosa. Ecco, allora, le Evolving Wilds così, bellissime secondo me. L'albero del mondo, queste mi sembra forse valgono qualcosa, se non mi ricordo ragazzi i prezzi. Questa è bella. Poi qua abbiamo questo costello qua usato tantissimo, lo sto usando ancora adesso, lo uso. Qua non abbiamo niente che mi dia un ricordo. Bel santuario dei serafini o serafini, lascio sempre quella scelta, usata moltissimo col mazzo angeli. Cappella isolata qua, questa è una carta anche insomma che non ha un gran valore, però è importante per il mio bianco nero. Qua catarati iridescenti, e queste sono belle per un mazzo che spiegherò dopo quando ci vediamo la carta, molto importanti. E qua che chiaramente non ho fetch, tutte le fetch ce le ho su MTGO. Sono carte che valgono tantissimo, ma è fondamentale. Ok, qua abbiamo l'Urda Saga, questa è una carta che vale, trovata su Modern Horizon 2. Ok, qua non abbiamo più niente di insomma importante. Questa è bella da vedere, però non penso ci sia un valore. E qua abbiamo sempre carte doppie, ma non fondamentali. Santuario di Selesnia, questa è usata malissimo finché non capivamo la regola all'inizio di quando abbiamo cominciato a giocare a Magic, ma carta non storica di più. Questa è importante. Questa è una shock, tomba infestata da erbacce, foil anche, una delle prime carte mai trovate su Magic, questa ha un valore, anche foil. Porto dentro terra, queste sono tutte carte comunque che sono utili, però dal valore, però non so, forse 2-3 euro l'una, non me lo ricordo. Io non guardo molti valori delle carte a livello economico. Abbiamo le terre artefatto che per un mazzo artefatti mi sono fondamentali. La rovina del cielo, questa è un'altra carta utile per il mazzo angeli. Allora, qua abbiamo Valakut, carta fondamentale, fortissima con il titano primitivo, e questa che purtroppo è bannata, ma noi la usiamo ancora in cartaceo. Campo dei morti, altra carta stupenda.
Poi qua abbiamo Vesuva, foil, e questa è una carta che ha un valore, bellissima. E qua abbiamo le terre del trono, tutte quante ovviamente, trono completo. Eccoci qua. Buono, madonna, se la devo fare un po' più veloce ragazzi, perché se no so cazzi. Qua abbiamo altre terre, non voglio fare un video iper lungo. E qua, insomma, qua abbiamo qualcosa un po' meno di valore. Questa trovata, sono sempre su Modern Horizon 2, e questa è una fetch, e questa vale perché è anche particolare, questo ha un bel valore. Qua abbiamo Fable Passage, passaggio leggendario, questa carta bellissima. Darksteel Citadel, altra carta che mi serve per il mazzo pazzo che vi farò vedere dopo. E qua andiamo avanti. Castello qua bianco, anche qua fondamentale. Fortezza glaciale, grotta mutevole, questa è un'altra carta che vale. E niente, poi cava di pietra, Inspiring Vantage, tutte carte diciamo fondamentali per le terre. Queste sono anche delle arte autografate. Bene, quindi sono le terre ragazzi, se qualcuno ha visto qualcosa di valore che non so, me lo scrive. Adesso non so quanti seguono Magic, quindi vabbè, però devo fare tutte le collezioni raga, ne voglio togliere questa che è bella lunghetta. Oh, qua abbiamo creature invece di un certo tipo e tra le mie preferite in assoluto. Aspetta un attimo. Ok. Qua abbiamo tutti i vassalli, carte che amo in maniera devastante, sono poco usate ma mi gasano al massimo. Eccole qua, vassalli. Poi abbiamo qua gli arconti, anche gli arconti mi piacciono un casino. Ripeto, altre carte non molto utilizzate, anzi minimamente, in competitivo intendo. E poi andiamo su un'altra categoria per me importantissima, gli umani. Qua vabbè, qua potrei raccontarvi di tutto, ma se a qualcuno interessa lo racconto a parte. Questa è fondamentale, bellissima anche questa, soprattutto l'arte. E questa qua che insieme all'altra esiliano una creatura in campo, quante le ho usate. Campione del popolo, perché si chiama così, altra carta devastante. Questa si è giocata anche in un mazzo umani modern, bellissima, proprio una delle mie preferite in assoluto degli umani. Ero intrepido, anche questa. Poi qua falso profeta, qua abbiamo carte meno usate. Ah beh, questa Tenente d'Italia, altra super carta strausata. Anche il viandante navigato. Paladino Amazzademoni, altra carta, mamma mia, usata all'inverosimile. Ok, beh, e qua le due sorelle qua, Soul Warden e Custode dell'Anima, mamma mia. Anche l'Oratore dei Cieli, carta mi piace un casino, è fortissima anche. Poi qua abbiamo Ajani, qua sono finiti gli umani, anche questa Falco del Guaritore strausata. Qua abbiamo un po' di estetica bella, tanto forza Milan. Muro angelico, questa qua Musa, la musetta qua molto bella. Questo è il nano mio preferito in assoluto, anche lui quando entra esilia una carta, una creatura. Il Felidar, altro muro, anche questa carta oltre ad essere una delle più sexy è anche fortissima. Skyclave Apparition, altra carta bella cazzuta. Qua altri uccelli, elfi elfetti, vabbè qua quando devo commentarli tutti, ma raga è impossibile. Siamo già a 18 minuti circa. Qua vediamo se trovo adesso una delle carte più storiche del Cume. Anche questa giocata male, eccola qua. Folla di elfi, ma la giocavamo male contando anche le foreste come permanenti verdi, lasciamo perdere. La vergogna dell'inizio nostro a Magic the Gathering. Vabbè, qua tutte quante, invece le terre sono in colore ovviamente. Qua di elfi ne abbiamo a manetta. Ok, campione, vabbè, qua ripeto, convocatore di Ora, cioè, sono tutte meravigliose. Arcidruido elfico, fortissima, è meravigliosa. Sì, qua proprio le abbiamo, potrei, ripeto, scrivere un libro sugli elfi. Qua abbiamo altre carte verdi importanti, Melma Acida, Erede della Selva, altra carta iper storica dell'inizio cumendiano, e qua andiamo su belle carte cazzute. Endros, questo ha un valore, Titano Primitivo, anche questa fortissima, è un valore, Anziano della Tribù, tutte carte queste giocate.
Cieli del Paradiso. Vabbè, il Behemoth, questa altra carta che vale, fortissima. Qua abbiamo un po' di scoiattoli. Altri scoiattoli, che ha fatto un mazzo scoiattoli. Qua abbiamo il Batman in 4 versioni. Qua abbiamo i vampiri, anche i vampiri, carte che amo. Chiaramente, ripeto, come potete vedere, una collezione semplicissima, però io ci tengo. Ok. Qua abbiamo Bloodghast, carta bella cazzuta, questa bellissima da vedere. Anche questo, diciamo, è il Batman potenziato, anche questa è molto forte, almeno per me, per come gioco io. Qua abbiamo altre carte. Qua abbiamo i zombie. Questa carta preferita della mia amorosa, questa proprio vuole anche tatuarsela addirittura, vediamo se lo fa veramente, ma assassino reale. La gente delle memorie, madonna, questa carta, Carrion Feeder, questa carta è carta anche della Burp, della mia migliore amica, di mia sorella praticamente. Carta stellare, e ragazzi, Dark Confident, purtroppo non solo una copia, di valore e anche una bestia, obesotta. Artista Sanguinario, una delle mie carte preferite nere, fortissima, nel mazzo che ripetevo prima, quello che perde i punti vita guadagna i punti vita. Strega, Strega di Landa Palustre, questa è una carta nuova, cioè recente, di Strixhaven, molto molto forte, la sto usando parecchio. Tagliagore di Sulla Porta, anche questa è fortissima. Il Gattino, carta stronza, è fortissima. Flagello delle Enclave Celesti, altra bella carta anche valore. Death Shadow, anche questa storica. Basta, adesso andiamo ai Goblin, altre creature che amo, perché amo molto le creature, ragazzi, si può notare. Goblin King, vabbè. Guida Goblin, questa è una carta di valore, non so se è scesa. Istigatore di Cunicoli, anche questa bella carta. Capitano Goblin, vedete qua i Goblin storici. Condottiero Goblin. E ok. Draghetti, Nib Infernale di Utvara, il mio drago preferito, ciao. Anche questo però mi piace tanto. Dove minchia è? Non è qua? Eccolo qua, Nibbio Infernale della Mascella Tonante. Un po' veloci, ragazzi. Qua abbiamo un po' elementali fortissimi, anche Young Pyromancer, carta storica. Bone Crusher Giant, altra carta bella forte. Mago Sfreggia Spirito forte. Anche qua abbiamo carte belle cazzute. Lancia Rapida del Monastero. Vabbè, sì, solo Scarmage, visto prima, sappiamo, molto forte. Mamma mia, non mi avanto più. Anche questo elementale qua, fortissimo. Altri elementali di mazzo elementali veloce, che praticamente vince in 3 turni. E qua abbiamo Vexing Devil, il diavolo irritante, una delle mie carte rosse preferite. Poi abbiamo il blu, ecco il blu. Andiamo anche veloce perché non ho tanta roba cazzuta. E questo è questo di Ethereum, molto forte. Pinatore Invisibile, carta che ha costato tantissimo. Beh, Delver of Secrets, Scopritore di segreti, non ha bisogno di presentazione perché conosce Magic. Furfante Sfrontato, carta che ha un valore, mi sembra almeno. Poi ci sono le cricche, la Vendilion, dov'è la Vendilion? Vabbè, Folletta Balbetta Magia, carta che ho odiato della pupetta. Ti voglio bene Pupez. Spiritella Furfante, ma la cricca, scusa. Dov'è la mia Vendilion? Ma sono incoglionito? Scusate ragazzi, ma non trovo una carta fondamentale. Allora, qua non c'è, qua non c'è, qua non c'è. Forse leggendaria, però forse ce l'ho di là. Forse ce l'ho di là, giusto. È di là. Scusate ragazzi, i vaneggi continuano. Qua abbiamo altre carte multicolore. Vabbè, Celebrante Crudele, carta usata all'inverosimile. Nobile Edonista, oltre ad essere una gran gnocca, strausata. Qua abbiamo il Tenente delle Legioni, anche questa strausata. Ok, Lightning Elemental, mazzo elementali, strausata. Mimic Verde, ce l'ho anche dall'altra parte, fortissima. Vabbè, qua abbiamo le solite. Shardless Agent, fortissima, non solo una purtroppo. Bugle Viscido, carta Bugle, cioè mazzo Bugle, ciao, fortissimo. Collagen Oracle, altra carta storica per me. Qua abbiamo Coalt delle Scaglie Sapienti, anche questa strausata. Ice Fan Cult,
scusate se sbaglio le pronunce, anche questa carta storica è fortissima. Sciamana della banda, mazzo elfi verde e nero storica è fortissima. Elfa dalle trecce rosse è lo stesso. Anche squadra d'assalto Bogart. Vabbè, qua l'artigiano immondo, carta chiamo, poco usata ma l'ho usata. Qua abbiamo Barney Tree Emissary, anche questa fondamentale, fortissima. Qua carte con valore ce ne sono. Qua l'altro Mimic verde e nero in 4 copie. Soul Herder fortissima. Madeline Mage, queste carte diciamo anche del mazzo umani molto molto forti, legate alle tensioni, anche questo forte, almeno per i mazzi che ho fatto io. Qua abbiamo gli uccelli bianco-blu, mago dei riflessi, altra carta fondamentale anche nei mazzi umani insieme a Madeline Mage in Modern. Qua abbiamo Cleric of Life Bond, mazzo ciao. Mazzo Chierici fortissimo. E qua abbiamo un drago spiritello qua. Un fatina, fortissimo, rosso blu. Penso si giocava in un mazzo, non mi ricordo neanche il nome, sinceramente. Io conosco più i mazzi miei pazzi che i mazzi, diciamo originali, cioè da competizione, ecco, però so che un rosso blu forte c'era. Boh, aspetta un attimo qua, ecco qua subito vi spiego. Mamma mia, qua è pesantissimo questo, ragazzi, no, non mi morire. Scusate un attimo. Ok, sarà lunghetto il video, raga, non sapevo. Eccola qua, Armageddon, ce ne ho 4 copie, la gioco in 2 su un mazzo dove praticamente distruggo le terre dell'avversario e le mie rimangono perché sono indistruttibili. Vabbè, il mazzo, ripeto, ha dei malus, altri malus che non sto qua a spiegare, però posso usarne solo 2 copie di questo. E ne perde ne vince, però nei mazzi diciamo for fun è meraviglioso. O Supplicare gli angeli, carta iper storica del cuore. Ira di Dio, prima carta comprata dal Cume, iper storica, eccola qua, primissima carta comprata di Magic. Qua è film Red Ghost Horizon, qua non posso commentare l'anello dell'oblio, la manzia potenziata, tutte carte strausate e strafondamentali, da spade a spighe, che questa noi la usiamo in for fun, Worship, qua potremmo scrivere veramente il delibra. E qua sono anche carte di valore, ragazzi, assolutamente. Dono dell'estate, arresto di Totti, legame vitale, questo sembra Bergamasco il rugbista, ma sempre detto il Bode, noi lo citiamo questa cosa, che sono il Bode si incazza. E qua pacifismo, va bene, la convento. Radunare i cittadini, altra carta fondamentale. Qua tutti incantesimi, Path Exile, vabbè, anche questa. Anche questa cosa c'è anche in italiano? No, forse anche non c'è, non mi ricordo. Patex era ancora, luce esiliatrice, anche questa fondamentale, anche qua tutore illuminato, carta di valore e fortissima. In questa bannata purtroppo, diciamo nel modern, è un po' forte. Qua abbiamo i verdi, abbiamo gli incantesimi verdi. Ok, esplorare, qua siamo veramente pieni. Vine of Basswood, cioè... Qua abbiamo veramente tutta la storia del Cume su sto gioco, soprattutto nei primi tempi. Ok, qua andiamo un po' più avanti perché sennò fino avanti. Qua c'è il mazzo scoiattoli. Compagnia raccolta, questa è una carta che comunque ha un piccolo valore, neanche forte. Zenith del sole verde, carta storica, bannata. Qua abbiamo Dures. Tutela oscura che fa un po' quello che fa con un costo in più il Dark Confident, peso morto, omicidio, qua siamo sulla storia nostra, sulla storia del Magic fatto alla cazzo, lama del fato, caduta dell'eroe, cancrena della mente, morsa dell'oscurità, non valgono niente a livello economico, ma valgono 1000 miliardi per me. Indagini di Codile, questa carta strausata, fioritura amara, altra carta importante nel mazzo fattine, Fatal Push, ok, mirare alla gola, ritira il villaggio, smembrare, questa carta storica anche non mi ricordo se ha un valore, ruba pensieri, questa ha un valore anche quella così bella, e basta, qua finiamo. Piroarte raffinata, scarica galvanica, shock, lava spike, fulmine, una delle carte più forti mai realizzate di Magic, con uno fai 3 danni a qualsiasi cosa. Rift Bolt, altra carta forte, colpo di fulmine, diciamo il fratello scarso.
Ok, andiamo un po' avanti, un altro più. Poi abbiamo qua Prismatic che sono le carte un po', diciamo, quelle di Strixhaven. Sì, queste sono carte che ho ottenuto, però sì, giocate, però non strastoriche per me. Qua abbiamo 20 favori, 20 propizi, carta molto usata in un mazzo uccelli, mi sembra. Sì, infatti. Claustrofobia, altra carta storica. Vabbè, qua opt, ponderare. Questa qua, carta, non so, l'ho sempre amata. Proprio dal design meraviglioso dal punto di vista di arte. Ok, qua vabbè, Omen of the Sea, altra carta diciamo giocata. Curiosa ossessione, anche questa molto giocata, anche nel mazzo quello con Google. Remand, vabbè. Mystical Dispute, Vapor Snag, Riflesso Mistico. Serum Vision, vabbè, contro magia, Cave Counterspell, sì, vi conosco tutti così. E questa carta storica tornata in Modern. Indebolimento Mana Leak, vabbè, Mana Leak, ciao. Queste le rosso-nere, Blightning, Terminate, che inglese, mamma mia. Acciaio della Divinità, carta Bode, il Bode l'ha amata troppo sta carta, Favore dell'Eminenza, che era uno degli eroi, carta che amavo perché non si sa il perché. Anche Gift of Orzova, o Orzova, lascio sempre a voi la scelta. Disfare, altra carta storica. Qua abbiamo un po' di carte invece solo dal design, con le saghe, robe così. C'è qualcosa di importante, ok, spirale di crescita, questa carta molto giocata. Maelstrom Pulse, o Pulse, lascio sempre a voi la scelta, carta giocata all'inverosimile. Manamorphose, nell'inglese perfetto. Esplosione violenta, questa è una carta con cascade o cascata stupenda, giocata con la come si dice, l'elfa. Ok, qua abbiamo il Decay. Ok. Spirale fulminante, talismano Boros. Qua abbiamo sciocchi, fulmini, tutore magico, tutte nelle edizioni diciamo di Strixhaven particolari. Ok. Le carte qualcuno sicuramente magari qualcosa anche vale, ma non mi ricordo, ripeto, non guardo i soldi. Reclamare il primogenito, carta che ho usato, cioè in standard ma anche in modern, mamma mia, cioè solo io potevo usarla in modern, ma va bene. Vedi, opzione fatta così. Qua abbiamo un po' di anello solare, carte anche da, come si chiama, da commander. Qua avete per il mazzo artefatti, col campione, la placca cefalica. Ok, qua cosa abbiamo? Sì, Schinieri dei Fulmini, questa è una carta fortissima che ho usato anche se, diciamo con la mia carta preferita che adesso vediamo, che è fortissima, ripeto, solo però per il for fun. Qua abbiamo l'elicottero del contrabbandiere, questa carta iper storica per me, qua ci sono io. Già Angel Brute, sono io l'omino focaccina, qua sono assolutamente io. Mappa della spedizione per il trono, sorvegliante d'acciaio per il mazzo artefatti. Questo stadio di Strixhaven, carta che non usa nessuno, lo uso solo io addirittura anche in modern. Memnito, altra carta storica, griglia di difesa, altra carta storica. Non avanzo più. Mamma mia. Qua non abbiamo più niente di fondamentale. Il forno della strega, no, questa carta super usata, e anche l'amuleto di Mercurio, strausata. Crogiolo di mondi, ecco, questa merita una parola in più. Carta che amo, ha un valore, carta che gioco con Armageddon. Veramente, la storia di Magic del Cume questa, che coglioni. Scusate ragazzi, classico video comundiano. Siamo 31 minuti, mamma mia. Poi abbiamo il balista mobile, Walking Ballista, carta storica, forse anche un valore, questo mi sembra. Questi sono gli artefatti, gli equipaggiamenti spada, non ne ho tantissimi, probabilmente quelli che valgono meno. Ok, Genesis Chamber, altra carta famosa per me. Ok, ci siamo. Finite anche queste. E adesso le ultime. E dopo è andata.
che non garanto più la cosa, purtroppo è ufficiale. Boh, un po' di polvere. Oh, qua abbiamo i Planeswalker. Aspetta che... ce la facciamo, sì, come, grazie. Okay. Boh, qua abbiamo i Planeswalker, Drajani, Nissa. Abbiamo qua Liliana, purtroppo non quella bestiona. Eccoli qua. Qua abbiamo Chandra, questa è forte, eccola qua. Jace, questo ho visto nel pop, che non è quello forte purtroppo, è quello che vale. Questi sono quelli, diciamo, questo è uno dei primi Planeswalker trovati da me. Eccolo qua, Guardiana degli Elementi. Beh, qua abbiamo forse la carta più forte mai stampata, purtroppo bannata, è Planeswalker più forte in assoluto, Oko, ladro di corone, una roba bestiale. Questa invece è un mazzo forte con una bella carta che poi vediamo. Nissa fatta così, la verde nera, che un mazzo verde nero giocata spesso, e basta, insomma. Questa qua, altra carta Tibalt, fortissima, che abbiamo anche in versione così. Ok, qua abbiamo quelle delle Secret Lair che abbiamo visto prima, con la Monastera, il Goblin, il Titano, Uro. Vabbè, Uro non ha bisogno di presentazioni, poi lo faccio vedere. Questa carta bannata, purtroppo, Boros Charm, Heliod, la vediamo dopo in versione normale. E che ci sono, diciamo, le pedine Goblin, sempre speciali. Qua abbiamo le creature incantesimo, con Heliod, ecco, in versione normale, carta che amo. Qua abbiamo Dirade del Boschetto, sono le carte che mi piacciono di più. Qua abbiamo carte sempre leggendarie, ma non particolarmente importanti per me. Qua abbiamo il blu, che sapete cago poco. Qua abbiamo Clotis, carta che amo, è fortissima. Dea Polis, ragazzi, la dea della Polis, altra carta che amo, mai giocata, è ingiocabile, ma io la gioco. Qua abbiamo altri umani leggendari. Qua anche questa forte che mi piace, Alvar, Sigrid, Brimaz, altri elfi, Ezuri, carta iperstorica per me, tutte, qua sono gli elfi tutti praticamente. Ok, scoiattoli leggendari, qua il nero di leggendari, abbiamo questo, la maestra delle beffe, Liliana Guarditrice Eretica forte, Vitor, il mazzo bianco-nero che vi dicevo, guadagni e perdi punti vita, carta che mi piace tantissimo. Qua dei Goblin abbiamo Krenko, Kiki Jiki, iperstorica, Muxus, Goblin, altra carta bellissima, Norin the Wary, o The Wary, lascio sempre a voi la scelta finale, delle pronunce perfette, carta fortissima, mazzo Norin, nel senso carta bastardissima, Emry, altra carta bella, scusate ma sono cotto. Qua abbiamo anche, questi sono anche, come si dice, per i Commander, Kalia, mazzo Kalia Commander, meraviglioso. Poi abbiamo Olivia, carta che ama il Bode. Qua altre carte storiche per me, giocate moltissimo, For Fun o For Fun. Vorel, del Clare del Carapace, altra carta iperstorica non verde e blu, curioso. Corvold, sono le carte che piacciono a me, ragazzi, che veramente chi è esperto dice ma come può un uomo mettere queste carte via così? Io le metto perché mi piacciono. Tolsmir, Sangue Lupo, carta iperstorica del mazzo verde e bianco. Selesnia, vabbè. Non avanto più. Qua abbiamo questa, che ha anche un valore, mi sembra. Jedit, questa me la il volo. Ok. Niente di che. Una. Ok. Qua abbiamo Giruda, carta con il titano, ho giocato tantissimo. Se c'è un mazzo titano normale con l'Amulet Titan, è più questa invece che giocavo io, molto forte.
Uro, eccolo qua, questa era tanta roba, purtroppo l'hanno tolta. Mirko Vosk, c'è una storia su questa carta. Omnat, carta fortissima. Harald, altro elfo forte. Croxa, altra carta bella cazzuta. Qua abbiamo il Commander Giganta. L'Urus, buonato da poco, vaffanculo, fortissima. Geist. O Ghist, se non mi ricordo, non mi ricordo un cazzo delle pronunce. Un'altra carta comunque forte. Qua abbiamo qualche Eldrazi, pochissima roba, Emrakul, quello diciamo più considerato. E qua abbiamo i nostri angeli, l'Invala, l'Arcangelo risoluto, Angelo flagellatore, Arcangelo Avasin, Arcangelo dei tributi, Serafina della spada, Angelo della serenità, cioè qua ci sono tutti gli angeli proprio i miei preferiti. Arcangelo di Tune, uno dei miei preferiti in assoluto, Arcangelo sublime, Iona, fortissima, la amo. Questo è nuovo, è una Valchiria, un angelo fortissimo, è uscito recentemente, una bestia, per il mazzo angeli, Avasin, Angelo della speranza, il secondo mio preferito. E qua abbiamo quelli invece multicolor, Basandra, Gisela, ciao. Ok, qua abbiamo gli ultimi angeli e chiudiamo con l'angelo di platino. Vedi anche il mio nickname sul MTGO ed è in assoluto la mia carta preferita. Però prima di chiudere, siamo a 38 minuti, porca trota. Eccola qua, la cricca Vendilion. Scusate, me l'ho persa. Carta storica, salutiamo la pupetta. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano, sono finito. È una collezione, diciamo, ripeto, non costosa, non di valore, però, ripeto, 20.000 carte tra digitali e non, perché le altre non ve le faccio vedere su test super palta, ma io tengo tutto gelosamente, anche le carte da 0 a 1 centesimo, costano più i quaderni. E niente raga, un saluto dal Comandone Veneziano, viva Magic. Porterò comunque qualche altro video magari dell'MTG. Ciao!